Buongiorno e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli del nostro giornale. Scatta l'esodo estivo, weekend da bollino rosso sulle strade e autostrade siciliane. Automobilisti in coda ai caselli di San Gregorio alle prese con gli aumenti dei carburanti. L'AFA concede una breve tregua, ma le temperature sono destinate a salire. A Palermo e Trapani ancora allerta per gli incendi. Diventa un caso il video degli studenti siciliani ripresi mentre insultano e compiono gesti osceni sulla metro di Bangkok. Prende le distanze l'ambasciata italiana che parla di comportamento che non rappresenta il popolo italiano. Intanto i giovani e gli accompagnatori si scusano. A Modica, maxi furto in ospedale, malviventi rubano farmaci salvavita, un bottino da centinaia di migliaia di euro. A Sciacca, cittadini e volontari in piazza per chiedere giustizia per la morte dei 4 cagnolini lasciati per ore sotto il sole. In prima linea l'attivista Enrico Rizzi per dire basta alle crudeltà sugli animali. La procura di Agrigento intanto ha chiesto l'arresto del responsabile. A Ragusa, simulazione di salvataggio in mare per la giornata mondiale della prevenzione degli annegamenti. In azione i ragazzi della Protezione Civile. L'arte contemporanea sulle rive del mare. A Custonaci inaugurato il Museo d'Arte Contemporanea che accoglie opere in marmo. Un museo all'aperto con viali che si affacciano sul golfo di Cornino. Calcio, pareggio in rimonta del Palermo nel nuovo test in Val Gardena contro il Norimberga, squadra tedesca di seconda divisione, finisce sul 2-2 di Poyampalo e Segre, le reti della formazione di Inzaghi. In Serie C da domani Catania in Umbria per la seconda parte del ritiro. Il DS Varrà intanto continua a scandagliare il mercato per completare l'organico a disposizione di Longo. Ancora buongiorno, lo avete sentito, sono giornate da bollino rosso sulle strade e autostrade per l'esodo estivo anche in Sicilia e in molti in viaggio solo per una giornata di mare. C'è chi invece parte per le vacanze e deve fare i conti con il caro benzina. Le code al casello di San Gregorio valgono invece per tutti, oltre un'ora di attesa nella mattinata di oggi, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Marco Carli. Partenze intelligenti o meno, una semplice giornata al mare, l'inizio e la fine delle vacanze, tutto parte da qui, dal casello di San Gregorio a Catania e dall'inevitabile coda. Questa è la situazione alle 11 del mattino di una domenica, per fortuna non afosa, come i giorni scorsi. Siete in partenza o solo mare? No, solo mare. Speriamo mare, se no casa direttamente, con questo casino che c'è. Qualcuno sorride pregustando il mare, altri invece si lamentano. Una vergogna, 4 chilometri, 1 ora e 10 minuti. Per 4 chilometri, assurdo. Circa un'ora di fila. Quanti chilometri? 300 metri. Per chi invece pensa alle lunghe percorrenze c'è il caro benzina, che incide non poco sull'umore. Non è nemmeno semplicissimo con le tariffe che ci sono. Eh sì, la benzina ce l'ha il suo impatto, però ecco, ci adattiamo. Per adesso ci adattiamo sperando che le cose cambiino in meglio per tutti. Intanto è già scattato il piano straordinario di ANAS per il primo grande esodo estivo del 2026. Tra le arterie maggiormente interessate anche le principali autostrade siciliane, nell'isola in particolare la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazzara del Vallo con la sospensione o chiusura di vari cantieri, un sollievo lontano per chi resta in fila al casello. E fortunatamente in questi giorni c'è una tregua da parte del grande caldo che però purtroppo non è destinata a durare. Già oggi temperature in salita e nuova allerta lanciata dalla Protezione Civile. Manlio Viola. Neanche il tempo di tirare fiato dopo l'ondata di caldo e i quasi 1500 incendi in giro per la Sicilia in una settimana, che già tornano a salire i livelli di allerta per l'arrivo di una nuova ondata di calore nell'isola. La Protezione Civile regionale ha emesso l'avviso 153 per rischio incendi e ondate di calore, valido a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. L'isola si prepara ad affrontare nuove giornate contrassegnate da un netto aumento delle temperature e una forte instabilità atmosferica che sta attraversando l'interno
sull'intera penisola. L'allerta rossa per il rischio incendi torna in 2 province, quelle di Palermo e Trapani, mentre nelle altre 7 la protezione civile indica uno stato di preallerta di colore arancione. Ma non si tratta solo di rischio incendi, tornano anche i bollini sanitari sul rischio di colpi di calore. L'allarme per ora è soltanto di colore giallo per effetto delle temperature stimate. Nelle 24 ore 37 gradi percepiti a Catania, 36 a Messina, 35 a Palermo. Intanto in queste ore a Giarre i carabinieri hanno arrestato un presunto piromane. Si tratta di un uomo di 48 anni residente in paese, ritenuto responsabile di un incendio sviluppatosi in Contrada Costa in un'area adiacente all'autostrada A18. L'uomo è stato visto da alcuni testimoni. Contemporaneamente un altro incendio era stato appiccato nell'area del parcheggio dell'ospedale. I 2 punti di innesco, se non individuati e spenti subito come è avvenuto, avrebbero potuto creare grandi problemi all'ospedale e alla circolazione autostradale. E proprio a causa di un incendio in prossimità della sede stradale, il traffico è rimasto temporaneamente bloccato all'altezza dell'agglomerato industriale di Termini Imerese in provincia di Palermo sull'autostrada A19 Palermo-Catania lungo la carreggiata in direzione del capoluogo etneo. Circolazione regolare invece in direzione Palermo. E adesso torniamo al caso di questi studenti siciliani protagonisti in negativo durante una gita scolastica in Thailandia. In un video virale si vede che a bordo della metropolitana urlano e infastidiscono i passeggeri. Hanno insultato anche con dei gesti osceni una donna che chiedeva loro di fare silenzio. L'imbarazzo e le scuse dell'ambasciata italiana. Giusy Lazzara. Insulti ripetibili e gesti osceni, solo maleducazione e una figuraccia, quella di un gruppo di studenti minorenni siciliani in gita scolastica estiva in Thailandia. Nel video, diventato virale sui social, si vede e si sente che i ragazzi sulla metropolitana di Bangkok, la linea BTS e Skyline, urlano e ridono tra loro facendo chiasso e infastidendo gli altri passeggeri presenti nel vagone. Una donna fa notare che il tono di voce è troppo alto e disturba e chiede di fare silenzio. Seduta di fronte ai ragazzi, prova poi a instaurare una conversazione e chiede informazioni nel tentativo di capire il paese di provenienza. Le risposte sono irriverenti, c'è chi ride, chi la ignora e chi replica: siamo thailandesi, ci dispiace aver portato i soldi nel vostro paese. E per aggravare la situazione poi rivolgono anche gesti osceni e insulti pesanti contro la passeggera. Il filmato e la vicenda sono stati ripresi dai quotidiani locali e i profili dell'ambasciata italiana di Bangkok sommersi da migliaia di commenti di cittadini thailandesi che hanno chiesto l'apertura di un'indagine su quanto accaduto. Immediata la replica dell'ambasciata italiana, che esprime il proprio profondo rammarico per l'evento e condanna con fermezza il comportamento inappropriato del gruppo di studenti che non rappresenta il popolo italiano. Sui social rimbalza anche un altro video con gli studenti e un'accompagnatrice che rinnovano le scuse direttamente alla donna offesa e che dovranno risarcire con il pagamento di una sanzione pecuniaria. Furto all'ospedale maggiore di Modica. Malviventi hanno rubato farmaci salvavita per centinaia di migliaia di euro. Indagano i carabinieri. Sentiamo Veronica Barbarino. Un colpo studiato nei minimi dettagli. E questa è l'ipotesi degli investigatori dopo il maxi furto scoperto nella farmacia dell'ospedale maggiore di Modica, dove ignoti hanno sottratto farmaci ad altissimo costo destinati ai pazienti in terapia domiciliare. All'apertura dei locali, il personale sanitario ha trovato gli ambienti completamente a soqquadro e ha immediatamente dato l'allarme. Secondo le prime indagini affidate ai carabinieri di Modica, i malviventi sarebbero entrati da un ingresso posteriore dell'ospedale, riuscendo a neutralizzare il sistema di allarme e dirigendosi esclusivamente verso i farmaci di maggior valore. Un particolare che fa pensare a una conoscenza approfondita della struttura. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per restituire ogni elemento utile a identificare i responsabili. Tra le ipotesi, quelle di una banda specializzata nel traffico illecito di farmaci ospedalieri destinati al mercato clandestino. Ma la priorità è ora garantire le cure ai pazienti. È già partita infatti una rete di collaborazione tra le farmacie ospedaliere della provincia e altre aziende sanitarie per reperire rapidamente i medicinali mancanti. Il direttore generale dell'ASP di Ragusa intanto ha istituito una task force operativa per assicurare la continuità terapeutica, perché nessun paziente resti senza i farmaci indispensabili per le proprie cure.
Adesso a Sciacca, dove cittadini e volontari sono scesi in piazza per chiedere giustizia per la morte dei 4 cuccioli che sono stati lasciati su un terrazzo per ore sotto il sole senza neanche un riparo. Una manifestazione molto partecipata. Intanto l'inchiesta va avanti. La procura di Agrigento ha chiesto l'arresto del responsabile. Sentiamo Davide Sardo. Sciacca non dimentica i 4 cagnolini morti dopo essere stati lasciati per ore sotto il sole. Tanti cittadini, insieme ai loro cani al guinzaglio, hanno sfilato nel centro cittadino per chiedere giustizia e pene severe per i responsabili. In prima linea anche l'attivista Enrico Rizzi, presente nonostante gli insulti e le minacce ricevute negli ultimi giorni. Davanti a quelle scene così drammatiche la gente ovviamente è esasperata, perché purtroppo, come dicevo prima, le violenze sugli animali da nord a sud stanno negli ultimi anni avendo un'escalation impressionante, quindi la gente non è più disposta a tollerare comportamenti violenti verso gli animali. È ovvio che, lo dico da siciliano, prendersela con tutta una città è completamente sbagliato. Io l'ho detto all'inizio e lo ribadisco anche adesso: io ce l'ho esclusivamente con chi maltratta e uccide gli animali. Chiedo una punizione nei loro riguardi, che siano abitanti di Sciacca, di Roma o di Milano. Al corteo ha partecipato anche il sindaco Fabio Termine, che ha ribadito l'impegno dell'amministrazione nella tutela degli animali e la vicinanza alla comunità. Quando si amano gli animali bisogna anche saper amare le persone. Io penso che Sciacca sa amare sia le persone che gli animali, però questo non può consentire invece a chi ama soltanto gli animali di denigrare un'intera città per il gesto di un singolo individuo, perché se passa questo messaggio significa allora che tutti i siciliani sono mafiosi, che tutti i cittadini di Firenze sono il mostro di Firenze e così via discorrendo. Intanto l'inchiesta prosegue. La procura di Agrigento ha chiesto l'arresto del 41enne ritenuto responsabile della morte dei 4 cuccioli. L'ultima decisione spetterà ora al giudice. A Catania un 53enne è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente l'ex convivente. La donna ha detto ai carabinieri che non si sarebbe trattato di un episodio isolato, ma l'ennesimo comportamento violento legato all'uso di droghe da parte del 53enne, motivo per cui lo aveva allontanato. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. A Catania la polizia, durante i controlli in alcuni ristoranti della Playa, ha scoperto pesce non tracciato, congelato e venduto per fresco e irregolarità amministrative. Il titolare di una trattoria è stato sanzionato per 8.000 euro, sequestrati 7 kg di prodotti ittici, scattate denunce e sanzioni per lavoro in nero e violazioni igienico-strutturali per 40.000 euro. Adesso la politica siciliana, primi segnali di dialogo nel mondo centrista. Dopo l'appello dell'ex governatore Raffaele Lombardo, qualcosa si muove nella politica isolana ed anche Cateno De Luca si dice pronto al dialogo. Manlio Viola. Prove tecniche di terzo polo politico in Sicilia. L'appello al dialogo lanciato dall'ex presidente della regione Raffaele Lombardo e rivolto a centristi, cristiano-cattolici, autonomisti e meridionalisti non sembra essere caduto nel vuoto. Lombardo diceva 3 giorni fa ai suoi nel Ragusano di farsi promotori come MPA Grande Sud del dialogo, ma è evidente che punta a diventare riferimento in quel mondo centrista che dopo le vicende cuffariane non soltanto ha perso i suoi punti di riferimento politico. All'appello hanno risposto in 2 in soli 3 giorni. Da un lato Decio Terrana dell'UDC, e la sua è un'apertura logica, come lo stesso Lombardo percepisce. Dell'UDC sono stato segretario, ricorda l'ex presidente, ma erano altri tempi e altri uomini. La sorpresa viene dall'apertura di Cateno De Luca, che nel suo tradizionale stile si dice pronto a parlare, ma a patto che la base di tutto sia il rinnovamento della classe dirigente. Il confronto può avvenire solo con forze che abbiano le mani libere e piena autonomia dai diktat dei salotti romani, dice. La risposta di Lombardo è criptica come nel suo tradizionale stile politico. De Luca è un bravo amministratore, manda a dire a Cateno. Il denominatore comune è il programma, affidato a una classe dirigente all'altezza dei problemi e delle prospettive e sempre fedele alla nostra terra, ribadisce l'ex presidente della regione, che poi però annuncia ci sono anche altri interessati al dialogo. Adesso vediamo una simulazione di salvataggio in mare a Ragusa per la giornata mondiale della prevenzione degli annegamenti. Vediamo.
Nessuna emergenza reale, è solo una dimostrazione pratica di come funziona un intervento di salvataggio in mare. In occasione della giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti, residenti, bagnanti e turisti hanno potuto osservare da vicino la rapidità e le tecniche di intervento. Curiose le attrezzature in dotazione. Una tavola da surf scivola meglio in acqua e diventa anche un supporto per caricare a bordo il pericolante. I giubbottini sono di sicurezza che utilizza l'equipaggio dei mezzi nautici, perché abbiamo una moto d'acqua e 2 gommoni. Questi giubbottini dietro hanno un gancio, perché non si sa mai se il recupero viene fatto a miglia dalla costa. C'è anche l'imbraco per l'elicottero. Attrezzo fondamentale per l'azione di salvataggio è il rullo di recupero, che serve a portare in battigia il pericolante. Gli assistenti bagnanti hanno quindi simulato il soccorso e il recupero di un uomo in mare in stato di incoscienza, prima via terra, poi con una moto d'acqua. In modo tempestivo arriva recuperando la persona e riportandola sulla battigia, e poi, dopo aver controllato le sue funzioni vitali, chiederà l'intervento dei sanitari del 118. Il presidio di sicurezza è attivo sul litorale ragusano su 2 postazioni strategiche, Marina di Ragusa e Punta Braccetto, con 12 assistenti bagnanti altamente qualificati, pronti a intervenire. Da Gibellina a Custonaci, l'arte contemporanea sulle rive del mare, il servizio di Laura Spanò. Custonaci come Gibellina, da oggi un filo lega le 2 città del Trapanese, accomunate dalla convinzione che l'arte può essere motore di sviluppo e rigenerazione. Seguendo questo auspicio è stato inaugurato il MAC di Custonaci, il museo d'arte contemporanea, con la caratteristica di accogliere opere in marmo. L'apertura del museo all'aperto, con viali che si affacciano sul golfo di Cornino, è inserita nel calendario delle iniziative territoriali del dossier Portami il futuro di Gibellina Capitale. Non a caso proprio a Custonaci è il marmo la materia prima delle opere esposte, spiega il sindaco Fabrizio Fonte. Fa in questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea, ma legate al marmo. Il museo, che prende lo stesso nome del MAC di Gibellina, è un luogo espositivo senza pareti, un laboratorio aperto in cui la creazione artistica diventa esperienza collettiva e il territorio stesso si fa opera. Nato nel 2025 con un primo nucleo permanente di opere realizzate da artisti italiani, il MAC di Custonaci si è ampliato con nuove installazioni, attivando collaborazioni con istituzioni artistiche, accademiche, coinvolgendo scuole e associazioni culturali in progetti di educazione all'arte e promuovendo Custonaci come destinazione culturale e artistica sostenibile. Tra le opere installate, La donna che sostiene il mondo di Gerry Bianco. L'opera pesa 10 tonnellate e mette in risalto la figura madre della terra, un atto d'amore verso il genere femminile. E adesso nel Palermitano il Gattopardo Cinefestival rinnova anche quest'anno l'appuntamento che unisce musica e cinema. Premiati Barbara Boucher, Maria Grazia Cucinotta e Sergio Friscia. Vediamo. A Ciminna, in provincia di Palermo, dove venne girato il Gattopardo di Luchino Visconti, si rinnova anche quest'anno il connubio tra cinema e film, nel segno del capolavoro della filmografia italiana. Ad aprire l'8ª edizione l'attrice Barbara Boucher, premiata con il premio speciale Gattopardo. E immaginando un suo possibile ruolo nel film di allora, dice: grande principessa, con tutti i vestiti bellissimi, elegante, che Luchino proprio voleva sempre il massimo di abbigliamento, delle cose, perché lui ci teneva che tutto è vero, e senz'altro mi avrebbe fatto molto bella. Il pubblico, come ormai da tradizione, ha partecipato alla sfilata in abiti storici dell'associazione Belle Époque. E nel corso della settimana il cartellone ha proposto anche un momento di confronto dedicato al futuro dei piccoli borghi e al nomadismo digitale, con la proiezione del film Su tutto di te, alla presenza di Sergio Friscia, premiato con il premio speciale Gattopardo Cinefestival. La Sicilia ha 2 cose bellissime: crei personaggi e ti scrivi uno spettacolo dopo una giornata al bar, ed è un set a cielo aperto dove ti giri c'è sempre qualcosa adatto al cinema, e quindi tutta questa sicilianità io ho sempre cercato di portare avanti in tutto quello che ho fatto. Nella serata finale un tributo a Maria Grazia Cucinotta con il premio Gattopardo 2026 e il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana.
Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la seconda parte del nostro giornale, con il calcio. Parleremo dell'amichevole del Palermo contro il Norimberga e poi parleremo anche della Catania che si prepara a partire per la seconda parte del ritiro a Norcia. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora bentornati. Adesso parliamo del Palermo, pari in rimonta nell'amichevole col Norimberga, giocata ieri in ritiro. Poi Ampalo e Segre rispondono a Zoma, gara divertente che ha permesso ai rosanero di mettere ulteriore benzina nel motore. Marco Gulla. 2-2, gara decisamente divertente pur essendo calcio di luglio, altro test amichevole per il Palermo in ritiro. I rosanero di Inzaghi pareggiano 2-2 rimontando un doppio svantaggio contro il Norimberga, club di seconda divisione tedesca di Miro Klose, vecchia conoscenza del calcio italiano e bomber storico di Verde Brema e Bayern Monaco. La doppietta di Zoma per i tedeschi e le reti di Poyampalo e Segre per gli uomini di Inzaghi. Un Palermo dai due volti, opaco nel primo tempo, sicuramente più pimpante e frizzante nella ripresa. Inzaghi ha cominciato la partita con Joronen in porta, difesa composta da Pierozzi, Magnani, Bani, Augello, Gomez, Ranocchi e mediana, Gyasi, Hernán e Jonsen a supporto di Poyampalo, tedeschi avanti nella preparazione e anche nel risultato quando Zoma, dopo un batti e ribatti, mette dentro la palla del vantaggio. Il Palermo si fa vivo con Jonsen, ma la sua rete viene annullata. Norimberga che invece sfiora il raddoppio. Secondo tempo, dopo pochi minuti Zoma raddoppia dal dischetto battendo Joronen dagli 11 metri. Al 60° i rosanero accorciano le distanze con Poyampalo. Pierozzi cerca il tap-in dopo un tiro di Jonsen respinto dal portiere. La palla vaga in aria ed è il bomber finlandese a timbrare il gol dell'1-2. Il pareggio lo sigla Segre, bel gol il suo ed esultanza già da campionato. Il Palermo alza i giri del motore ma deve ancora rivedere diverse cose, soprattutto in difesa. Intanto si complica la corsa per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera in vista della candidatura di Palermo per ospitare Euro 2032. Il segretario generale del Comune ha frenato l'iter perché il piano presentato, che include anche il nuovo schema di convenzione con il Palermo Calcio, è ancora incompleto. L'obiettivo dell'amministrazione è approvare tutto entro il 31 luglio, così da rispettare la scadenza imposta da UEFA e FIGC per presentare la candidatura, ma mancano ancora dei passaggi fondamentali. E adesso invece parliamo della Catania che da domani sarà in Umbria per la seconda parte del ritiro. Nel frattempo si continua a lavorare per altri innesti. Varrà conferma alcune trattative, ma dice il mercato è lungo. Sentiamo Marco Carli. Norcia attende il Catania, seconda fase del ritiro per i rossazzurri con qualche nuovo innesto già messo alla prova nell'ultima settimana e protagonista anche nella seduta aperta alla stampa. Rinaldi e De Falco in porta, Paglia in difesa, Miai a centrocampo, Liguori e Torre davanti. Il 1 agosto teste contro il Ravenna e poi tutta la concentrazione sul primo incontro ufficiale con il Vicenza in Coppa Italia. Mercato nel pieno con una rosa che va rifinita ma che ha anche bisogno di essere sfoltita. In entrati i nomi di Demme e Coda accostati al Catania. Diego non lo sto a presentare io, è un giocatore importante, è un giocatore che comunque ha costruito una carriera diversa da dove stiamo. Per me da valutare, sono tanti profili da valutare, lui è uno che valutiamo in tranquillità. Massimo è un attaccante importante, stiamo parlando sempre di profili importantissimi, noi allo stato attuale nella rosa ne abbiamo 3 perché c'è Leonardi, c'è Caturan e c'è Rolfini, quindi sono 3 giocatori che noi reputiamo ottimi. Naturalmente poi andando avanti vediamo cosa c'è sul mercato e poi valutiamo chi resterà o chi andrà via. Fra i protagonisti della stagione ci sarà di sicuro il portiere Rinaldi, che si presenta così. Ho già parlato con un po' di gente di Catania e mi ha fatto capire che vivono per questo, quindi è una grande responsabilità, però la voglio vivere come una sfida, con la massima voglia di far bene, appunto come una sfida, sempre positivo e cercando di fare il meglio possibile. E questo servizio chiude questa edizione del TG Sicilia, grazie per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete pochi minuti prima delle 20. E intanto vi auguro un buon pomeriggio e una buona domenica. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.